Ho voluto, oltre che da capogruppo di Forza Italia, anche da consigliere regionale di Verona, porre al centro del dibattito, già nell'assestamento di bilancio, il tema della sicurezza della Gardesana orientale, quindi una delle strade di comunicazione di uno dei poli turistici più importanti della nostra regione, che è un po' stata trascurata da Veneto Strade e dalla regione stessa. Quindi un emendamento che poi è stato trasformato in ordine del giorno per un semplice motivo. Primo, la ricerca della massima condivisione possibile. Non mi interessa fermare semplicemente qualche euro in più, ma un ordine del giorno sottoscritto da tutte le forze politiche è la garanzia che nel prossimo bilancio, di cui si discuterà dal prossimo mese di settembre, vi siano le cifre necessarie per le prime messe in sicurezza, a fronte anche di una consultazione con i sindaci, altrimenti segnare un numero poteva essere un'iniziativa propagandistica, mentre la sostanza è la volontà di costruire un percorso che entro il prossimo anno porti ad aprire i primi cantieri.